notizia che ci lascia sgomenti e interrompe l'aurea gioiosa e di serenità del Natale. Ci stringiamo intorno alla famiglia, ai fratelli e agli amici di Federico. Federico Chiarolanza è stato trovato senza vita dai genitori il giorno della vigilia di Natale. Tanti post e di messaggi di cordoglio per questo giovane 26enne musicista di talento e chitarrista della band Mistura Fritta, conosciuto con il nome d'arte Brock. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno per le tante persone che avevano avuto la fortuna di conoscerlo. Un colpo al cuore, la scena punk ha perso una persona eccezionale, scrive la pagina All You Need Is Punk. E poi le parole colme di dolore che il fratello lascia sui social. Da piccolo mi dicevi che per te ero invincibile. Quanto vorrei avessi avuto ragione tu, quanto vorrei essere stato davvero invincibile per cacciare via i demoni che ti perseguitavano. Purtroppo non ho potuto fare nulla e ora non ci vedremo più. A strappare Federico e i familiari un arresto cardiocircolatorio, probabilmente saranno disposti degli accertamenti per stabilire la causa del decesso.